Presentata la nuova campagna di vaccinazione contro l'influenza, si parte il 4 novembre, si può andare negli ambulatori ASL o dal proprio medico curante, distribuite in Liguria oltre 260.000 dosi. Un comitato per il rilancio della strada statale 523 di Centocroci, sindaci, amministratori e politici uniti per chiedere ad ANAS e al governo di potenziare l'asse viario tra il Levante e il Parmense. La cultura dell'incontro alla base del dialogo interreligioso, a Chiavari confronto a più voci nell'ambito del percorso di formazione all'ecumenismo promosso dalla diocesi. Un brevetto per Hydrocarbot, nuova sfida per il robot costruito da 4 studenti dell'Istituto Liceti di Rapallo, medaglia d'argento ai mondiali di robotica di Dubai. Buongiorno a tutti, bentornati al nostro telegiornale. Partirà a giorni la nuova campagna contro l'influenza. Quest'anno il vaccino contiene ceppi diversi rispetto a quello dello scorso anno. In Liguria ad oggi sono già state distribuite oltre 260.000 dosi. Si può andare negli ambulatori dell'ASL ma anche dal proprio medico di famiglia. Tutti i dettagli nel primo servizio. 8 milioni gli italiani colpiti lo scorso anno dall'influenza. Per questo la Sanità Ligure tiene alta l'attenzione sulla nuova campagna di vaccinazione. Dal 4 novembre al 20 dicembre potranno vaccinarsi gratuitamente tutte le persone di età pari o superiore ai 65 anni e chiunque si trovi in condizioni di rischio, donne in gravidanza, cardiopatici, diabetici, persone con bronchiti croniche, solo per citare alcune delle categorie coinvolte. Ci si vaccina contro l'influenza e il pneumococco con una particolarità quest'anno per i 65 anni. Da indicazione della Regione Liguria offriamo gratuitamente il vaccino contro l'herpes zoster o fuoco di Sant'Antonio a tutti i soggetti nati nel 1954, quindi ai 65 anni. È una malattia che a volte può decorrere in maniera banale, però spesso dà incontro a complicanze anche gravi, in particolare alla nevralgia post-erpetica, che è una delle complicanze più temibili dell'herpes zoster. L'azienda sanitaria locale invita alla vaccinazione anche tutti coloro che lavorano a contatto con le persone. Farlo è importante per se stessi, ma anche per ridurre l'incidenza del virus. Tutti quelli che si vaccinano proteggono anche quelli che non si vaccinano. Determina anche una riduzione dell'assenteismo nei periodi, per esempio, in cui c'è più necessità di avere personale negli ospedali, negli ambulatori, nei pronto soccorsi, eccetera, ma anche in altre strutture, nei treni, per esempio, nelle poste, nelle scuole. Ci si potrà vaccinare nello studio del proprio medico curante o negli ambulatori dell'ASL 4. Sono già state distribuite 23.145 dosi. Tutte le categorie individuate dal Ministero della Salute hanno il vaccino gratuitamente. Se qualcuno ritiene di non appartenere a una delle categorie individuate dal Ministero, può anche accedere ai nostri ambulatori o acquistare il vaccino in farmacia, faremo pagare un ticket. Il divieto di ancoraggio nella baia di Paraggi non è segnalato in maniera adeguata, è quanto ha scritto alla nostra redazione una delle persone denunciate domenica scorsa per aver gettato l'ancora nella baia tra Santa Margherita Ligure e Portofino. Secondo il diportista, la boa posta a segnalazione della prateria di Posidonia non riporta alcuna indicazione e non è in un punto ben visibile. La persona denunciata sottolinea la gentilezza dell'intervento del personale della Guardia Costiera, lamenta però la sproporzione tra la denuncia penale e la disattenzione che ha generato il comportamento errato e precisa infine che in zone molto vicine a quella di Paraggi il transito è consentito regolarmente. Sindaci, amministratori e politici del Levante e del Parmense insieme per chiedere ad ANAS e al governo la rettifica della strada statale 523 di Centocroci. Nei giorni scorsi a Tavarone di Maissana si è svolto un momento di confronto sulla necessità di potenziare il collegamento viario tra i due territori. Risalente al 1800, oggi la strada potrebbe essere migliorata in diversi punti e servono le risorse necessarie per attuare questi interventi. Sentiamo Andrea Capitani. Un progetto complessivo che guardi alla infrastruttura nella sua totalità e metta al sistema tutti i singoli interventi e miglioramenti sinora realizzati negli anni ma rimasti a sé stante. È quello che dovrà cercare di fare in qualità di unico interlocutore qualificato nei confronti di ANAS e del Ministero delle Infrastrutture il comitato permanente costituitosi a Tavarone di Maissana tra sindaci, amministratori e parlamentari, tutti impegnati per rendere la statale 523 di Centocroci un collegamento più funzionale tra la costa e il Parmense passando per la Val
Valdivara. Noi dobbiamo fare in modo, con un intervento di ammodernamento e di rettifica, di avvicinare soprattutto le popolazioni di queste zone intanto ai servizi del nostro territorio. Ovviamente poi ci sta la parte turistica. Il tracciato della strada è rimasto pressoché invariato dagli inizi del 1800. Negli anni 90 del secolo scorso erano stati messi in campo diversi interventi di rettifica, rimasti però episodi isolati. Mi riferisco al traforo del Colle de Belva, mi riferisco al ponte che unisce i territori di Sestri Levante con quelli di Casarza Ligure, mi riferisco a interventi immediatamente prima di Varese Ligure, che però, se non sono messi a sistema e raccordati in una progettazione e in una definizione realizzativa definitiva, sono vanificati. Tra i nodi individuati dal comitato su cui lavorare ci sono il collegamento tra Casarza e Battilana, i trafori lato Castiglione Chiavarese e lato Varese Ligure e le connessioni con le strade limitrofe. Al momento di confronto ospitato a Tavarone di Maissana era presente anche il presidente della provincia di Parma, che ha ribadito l'unione di intenti con il vicino territorio ligure. Nel tratto parmense la 523 è ancora di competenza della provincia, abbiamo però avanzato richiesta di trasferimento all'ANAS, crediamo che quindi le azioni sovraregionali di collaborazione istituzionale e politica possano servire nella relazione con il futuro gestore anche del tratto parmense, quindi con ANAS, per condividere progettazioni, investimenti, ma io dico anche manutenzioni e piccoli interventi che però possano migliorare la velocità e la qualità di un collegamento che davvero può essere strategico per entrambi i nostri territori. Lavori di consolidamento per il ponticello di Gramizza a Santo Stefano d'Aveto. ANAS ha iniziato l'intervento lungo la strada 654 della Val di Nure. Questo comporterà una deviazione al traffico. A partire dal 4 novembre, infatti, e sino al 30 novembre, i veicoli che arrivano da Santo Stefano dovranno deviare ad Allegrezze e percorrere la provinciale 86 fino a Rezzoaglio, dove potranno tornare sulla strada principale. Percorso inverso per i veicoli diretti a Santo Stefano d'Aveto. Domani mattina alle 10:30 sulla passerella Raffaele Bottino del lungomare Rossetti a Santa Margherita Ligure si terrà una cerimonia di posa di una targa a ricordo della mareggiata che ha colpito il Tigullio occidentale il 29 e 30 ottobre dell'anno scorso. Saranno presenti il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e le autorità locali. Siamo all'informazione religiosa, parliamo della solennità di tutti i santi e della commemorazione dei fedeli defunti. Veniamo alle celebrazioni sul nostro territorio. Il vescovo presiederà la messa nella solennità di tutti i santi domani pomeriggio alle ore 18 nella cattedrale di Chiavari. Sabato 2 novembre Monsignor Tanasini si recherà al cimitero cittadino di Chiavari dove presiederà l'Eucaristia alle 15:30. E infine alle 18 del 2 di novembre il vescovo celebrerà la messa nella cattedrale di Chiavari. Tutte e tre le celebrazioni saranno trasmesse in diretta su Telepace Euro al canale 15. Questa sera invece a Sestri Levante si terrà la notte di tutti i santi. L'iniziativa è promossa dall'ufficio della pastorale giovanile della diocesi di Modena e anche dalla nostra diocesi. L'appuntamento è alle 20 nella Baia delle Favole, da cui partirà la veglia itinerante che raggiungerà la chiesa di Santa Maria di Nazareth, dove ci saranno momenti di preghiera, per poi riprendere il cammino verso la Baia del Silenzio per la conclusione. E nell'ambito del percorso di formazione al dialogo interreligioso promosso dalla diocesi si è inserito l'incontro ospitato all'Auditorium San Francesco di Chiavari. Fra Lorenzo Raniero, teologo, e Izzedine El-Zir, l'imam di Firenze, hanno portato la loro testimonianza sottolineando l'importanza del rispetto delle diversità per raggiungere l'obiettivo di promuovere una cultura di pace. Sentiamo. Il terreno comune dal quale partire per favorire un dialogo tra culture e religioni diverse è quello dell'incontro. È lo spirito che nel 1219 mosse Francesco d'Assisi ad andare ad Damietta per confrontarsi con il sultano al-Malik al-Kamil, un atto rivoluzionario per quei tempi, indicato ancora oggi come via maestra. Lo spirito è quello di vivere soprattutto un incontro, prima che di uno scontro. E soprattutto direi anche quello dell'abbattimento dei muri che alle volte a livello anche ideologico ci creiamo e che costituiscono un ostacolo notevole all'incontro soprattutto tra le persone, tra gli uomini. La prima volta che sono stato invitato a fare una preghiera interreligiosa, per me la preghiera, quella preghiera rituale, e allora ho detto va bene, partecipo ma rimango a parte. Poi quando ho visto il cardinale di Firenze e quando ho visto il rabbino di Firenze stanno facendo una preghiera interreligiosa, ho capito che non si intendeva la preghiera rituale ma una invocazione per la pace, una di queste. Allora non dobbiamo avere pregiudizi ma dobbiamo lavorare.
L'obiettivo non è tanto concentrarsi sui punti in comune, bensì quello di rispettare le diversità. Piuttosto che concentrarci sulle idee comuni, prima di tutto è il sentimento di comune fraternità e di umanità. Ecco, sono aspetti più di carattere esistenziale che non di carattere teologico o ideologico. Ecco, e questa è un po' una grande sfida, perché si è sempre pensato al dialogo come un dibattito, un confronto, e quindi poi è facile che diventi anche uno scontro, piuttosto che l'incontro di due esperienze di umanità e di fraternità che si ascoltano e hanno da imparare l'una dall'altra. In quest'ottica è stato riattualizzato il messaggio che 800 anni fa il Francesco e il Sultano hanno lasciato all'umanità, il dialogo come via partendo dalla reciproca conoscenza. E oggi abbiamo più strumenti, abbiamo più capacità anche mediatica di conoscere l'altro, abbiamo più strumenti e allora tocca a noi di fare questo passo di responsabilità e questo anche sforzo che in arabo viene chiamato jihad. Jihad non è guerra santa, le guerre sono sporche, la pace, la convivenza santa. La registrazione di questo incontro sarà riproposta domani alle 19:15, sempre sul canale 15 di Telepace. La piccola Tafida, la bimba inglese di 5 anni, oggi in cura al Gaslini di Genova, è stata sottoposta ad alcuni interventi per aiutarla a respirare e ad avere un corretto apporto alimentare e calorico. Le è stato anche ricalibrato il sistema di drenaggio liquorale interno. La piccola è in condizioni stabili. Tutto questo per prevenire possibili complicanze e favorire la possibilità di un'eventuale gestione assistita al domicilio. La famiglia è vicina alla bambina. Torniamo sul territorio, cambiamo tema. È stata avviata la procedura per brevettare Hydrocarbot, il robot realizzato da 4 studenti dell'Istituto Liceti di Rapallo che ripulisce le acque dagli idrocarburi. L'idea, nata all'indomani della mareggiata del 29-30 ottobre, ha suscitato un enorme interesse nel settore, tanto che dopo la vittoria alle Olimpiadi di robotica i ragazzi hanno conquistato la medaglia d'argento al First Global Challenge di Dubai. Sentiamo. La fragilità della Liguria diventa strada per l'innovazione. È quanto accaduto con la costruzione di Hydrocarbot, un robot realizzato da 4 studenti dell'Istituto Liceti di Rapallo all'indomani della terribile mareggiata del 29 ottobre 2018. I ragazzi, premiati dal Comune un anno dopo l'evento che ha distrutto centinaia di barche e liberato in acqua litri di carburante, hanno avuto l'idea di realizzare un robot che, grazie ad una spugna brevettata dall'Istituto Italiano di Tecnologia, pulisce le acque dagli idrocarburi. Stiamo lavorando al brevetto, dato che è uscita l'idea abbiamo costruito il primo prototipo di questo robot che sostanzialmente pulisce il mare dagli idrocarburi, quindi tutte le navi distrutte hanno riversato il loro carburante nelle acque e ora stiamo appunto studiando e portando avanti il progetto e lavorando a un brevetto futuro. È nata dal fatto di vedere la nostra città tutta distrutta e dal collegamento poi con una conferenza di Aspro, delle IT, i quali ci ha mostrato una nuova tipologia di spugna che serve proprio per gli idrocarburi. Come vi siete messi insieme? Siamo della stessa scuola, ci conoscevamo già prima e ci siamo uniti ancora di più. Grazie al loro lavoro i ragazzi hanno vinto le Olimpiadi di robotica e hanno rappresentato l'Italia al First Global Challenge di Dubai, dove hanno conquistato la medaglia d'argento. L'esperienza vostra, cosa dite? È indimenticabile, è stata molto costruttiva, abbiamo avuto la possibilità di poter dare ognuno il suo contributo per costruire il robot migliore per l'esigenza appunto della nostra città. Ecco. E per te? Anche lo stesso, perché soprattutto per me la robotica è molto importante, cioè mi piace anche un sacco e quindi già dal primo robot che abbiamo fatto io ero molto soddisfatto e anche essendo arrivati a livelli mondiali è stato molto bello. Complimenti ai giovani, sindaco. Complimenti ai giovani, Rapallo porta fortuna. Rapallo porta fortuna, io sono veramente molto orgoglioso perché loro rappresentano, ma non lo dico come frase fatta, loro rappresentano il nostro futuro nel mondo della didattica, nel mondo anche della politica. Io sono un politico, quindi ben vengano, è il vostro momento e siete partiti veramente col piede giusto. C'è tanto entusiasmo da parte della città, poi la città tifa per loro e quindi mi fa molto piacere, in primis il sindaco. Ora spazio all'economia, come di consueto il giovedì. La registrazione del contratto d'affitto può essere fatta online. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate, con un'unica procedura, è possibile versare anche le imposte. I dettagli nella scheda della settimana.
Per registrare online il contratto d'affitto bastano pochi clic sul sito dell'Agenzia delle Entrate. La modalità telematica è obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili. La registrazione all'agenzia è un obbligo per chi stipula un contratto d'affitto. A prescindere dal canone pattuito, affittuari o proprietari hanno tempo 30 giorni per procedere con l'operazione. Fanno eccezione i contratti che hanno una durata pari o inferiore ai 30 giorni nell'arco dell'anno. Lo strumento a disposizione si chiama RLI Web, accorcia i tempi, evita code allo sportello, di usare modelli cartacei o di servirsi di un intermediario. Consente di registrare, senza installare alcun software, i contratti di locazione, ma anche comunicare proroghe, cessioni e risoluzioni, esercitare o revocare l'opzione per la cedolare secca. Gli utenti devono selezionare dalla barra del menu principale la voce cittadini e cliccare su fabbricati e terreni. A questo punto si va su registrazione contratti e in seguito su registrazione di un nuovo contratto. Si accede così allo strumento RLI Web dall'area servizi presente sulla spalla sinistra del menu verticale, selezionando compilazione e invio via web. Infine occorre cliccare sul pulsante blu accedi a RLI Web e inserire le credenziali Fisco Online o Entratel. Naturalmente va allegata una copia del documento in formato TIFF, TFF o PDF, tranne in alcuni casi particolari segnalati sul sito. Procedere via web offre anche una serie di strumenti in più, come calcolare automaticamente le imposte e pagarle con addebito su conto corrente, anche quelle dovute per le annualità di affitto successive alla prima e quelle che riguardano risoluzioni, proroghe e cessioni dei contratti in essere. Il Comune di Lavagna si è dotato di un regolamento comunale per la tutela degli animali. Il documento è stato elaborato prendendo spunto dai regolamenti dei comuni limitrofi e raccogliendo critiche e suggerimenti dalle associazioni animaliste del territorio. Tra le novità introdotte c'è quella del fiocco giallo. Il padrone, agganciandolo al collare del proprio cane, potrà mettere in guardia su un particolare stato di salute o comportamentale per cui è consigliabile non avvicinarsi all'animale. Sono stati poi redatti articoli relativi agli obblighi dei padroni degli animali, sia in aree pubbliche sia private, sia a protezione dei gatti e delle colonie feline del territorio. Inoltre, considerata la presenza sul territorio di un'oasi faunistica, l'amministrazione ha ritenuto doveroso disciplinare anche il comportamento dei fruitori di questa zona nei confronti della fauna protetta. Ora la rassegna stampa, poi ci ritroviamo con gli ultimi aggiornamenti. Col diavolo, questo è il principale titolo della prima pagina di Avvenire. Roma verso la conferma dell'intesa coi libici, Di Maio evoca alcuni correttivi, le associazioni al tavolo asilo, grave continuare a finanziare così i lager, non si può trattare con i criminali, l'appello di Dentico e Segre. Andiamo invece alla fotonotizia che riguarda la Whirlpool, trattativa partita, chiusura rinviata, mentre FCA punta su PSA, cioè la Fiat Chrysler punta sulla Peugeot, l'altra sposa francese. Speranza, basta tagli e sanità più accessibile, il ministro appunto della salute sottolinea l'abolizione del super ticket e 2 miliardi di fondi in più e nella manovra limate le tasse, il governo ora trova l'intesa. Andiamo agli insulti a Segre, il centrodestra non vota il no all'antisemitismo, troviamo questa notizia anche sulla prima pagina del Secolo XIX, sia la commissione contro il razzismo ma la destra non vota. Il titolo principale però è sulla manovra finanziaria, tassa sui filtri del tabacco e condono prolungato, la manovra è vecchio stile. Il ministro Gualtieri, grazie al cuneo fiscale in busta paga ci saranno 40 euro in più. Migranti e informazione, tra PD e Di Maio lo scontro si allarga e sempre dalla prima pagina del Secolo XIX Toti vede o incontra la Carfagna, dialogo per formare un partito insieme. C'è grande spazio anche per lo sport, ieri giornata di campionato per Genoa-Sampdoria, il Genoa combatte in 10, la condanna solo un rigore di Ronaldo al 97esimo e finisce 2-1, mentre per la Sampdoria fatica ancora, il pari 1-1 con il Lecce arriva nel recupero. Sempre dalla prima pagina del Secolo, centro storico di Sanremo a rischio, crepe e case appunto per gli sgomberi, così muore il quartiere La Pigna di Sanremo. Veniamo al Tiguglio, la tragedia di Avegno, si accascia negli spogliatoi dopo la partita, tassista di 51 anni muore davanti agli amici, Gianni Zerega era cosciente all'arrivo dei soccorsi a Testana, poi le sue condizioni sono precipitate, di lui dicono era un brav'uomo, il calcetto era l'unico svago, lavorava appunto a Camogli. Sempre dal Secolo XIX di oggi siamo tra Santa Margherita
per Rapallo, Strettoia di San Michele, no al senso unico alternato, sopralluogo di Carabinieri, Pompieri, Sovrintendenza, Comuni Rapallo e Santa, nuove reti di protezione per Villa Arcadia, però nessuna limitazione alla viabilità, altri provvedimenti in arrivo, non per la facciata ma per le aree interne dell'edificio. E ora la linea passa a Genova, sentiamo gli argomenti del settimanale Il Cittadino. Il Cittadino numero 40 di domenica 3 novembre. In apertura il Sinodo indirizza la missione. Conclusa in Vaticano l'Assise che ha messo al centro del cammino ecclesiale l'amore per i poveri e per la terra. Cultura, ecologia, sociale e pastorale sono i 4 ambiti di azione e impegno indicati dal Papa. All'interno del Cittadino un inserto speciale interamente dedicato ai lavori del Sinodo. In taglio centrale Gavi, oratorio disastrato. Nei giorni scorsi il diluvio e la frana sulla struttura della Confraternita dei Turchini. E in taglio basso le celebrazioni in cattedrale e a Staglieno per la solennità di Ognissanti e la commemorazione dei fedeli defunti. Ed è in arrivo, come ogni anno, l'agenda realizzata dal Cittadino quale omaggio per lettori e abbonati. Insieme all'agenda il volume dedicato ai primi missionari e la Liguria cristiana, a breve disponibile nella redazione. Per gli ultimi aggiornamenti andiamo in redazione dove è pronta Emanuela Castello. A te Emanuela. Grazie Maurizio. La Giunta Comunale di Cogorno ha approvato il bando per appaltare il servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade per tutto il bacino, che comprende, oltre a Cogorno, altri 14 comuni nella zona della Val Fontana Buona. Un lavoro lunghissimo, durato oltre 3 anni e scaturito dalla delibera con cui Città Metropolitana ha imposto ai comuni la riorganizzazione completa del servizio. Secondo le indicazioni appunto di Città Metropolitana, il servizio avrebbe dovuto essere affidato fino al dicembre del 2020, ma vista la complessità riscontrata nella predisposizione del capitolato, l'amministrazione comunale di Cogorno chiede ora una proroga almeno fino al dicembre del 2022. Con ogni probabilità, infatti, il servizio potrà partire nella tarda primavera del 2020. Per i cittadini ci saranno alcune novità, come ad esempio l'introduzione dello spazzamento meccanico e la rimozione dei cassonetti per il secco in collina, che saranno sostituiti dai sacchetti con i codici a barre per la frazione dell'indifferenziato. È tutto, linea allo studio. Bene, grazie. Siamo giunti così al termine del telegiornale. Ci ritroviamo questa sera alle 19:15. Continuate a seguirci sul sito teleradiopace.com e sul canale All News 187. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento di giornata.